Noi gente di montagna vogliamo che comunque il nostro territorio sia gestito da gente di montagna. Non ci passeremo mai, però per provarci. A 7 anni esatti dal referendum di Lamon, che ha aperto la strada a tanti altri, la voglia di andarsene ha contagiato anche Cesio Maggiore. La gente non ci sta più, di là in Trentino va tutto meglio. Per dare comunque anche un segnale forte all'esterno di una grave problematica che c'è a Belluno, di una provincia che è tra una regione a statuto speciale e 2 province autonome, quindi in una situazione di grandissimo svantaggio. Inoltre c'è anche il rischio di finire o comunque di essere accorpati alla provincia di Treviso, provincia totalmente pianeggiante, e quindi anche una gestione comunque da parte di gente di pianura, appunto della montagna, è sicuramente una gestione deleteria. Se lo fanno vado. E cosa vota? È per andare con Trento. Sono d'accordissimo, perché il Veneto non sta facendo niente. Certo che vado a votare, perché il referendum c'è la possibilità di cambiare un po' qualcosa, o almeno sperare di cambiare qualcosa. Il comitato promotore in poco tempo ha raccolto quasi 500 firme, non ha il 20% dell'elettorato come prevede lo statuto comunale, ma nell'anagrafe elettorale ci sono tanti emigranti all'estero. Spiega il sindaco che nel portare la questione in consiglio precisa si è comunque tenuto conto della volontà popolare. Cesio Maggiore non vuole arrendersi. 4.200 abitanti, erano 6.500 nei primi anni del secolo passato. Chi resta difende cultura e tradizione. Ci sono anche le voci fuori dal coro. Ci credo poco io, sinceramente, per passare a Trento o a qualsiasi altra parte, cioè non ce lo lasceranno mai fare. Ma non mi piace questo.